La palla al piede. Possibile che dobbiamo trascorrere la vita sempre in allerta a causa dello Stato italiano? A parte tutte le porcherie che commette ad ogni momento in sfregio ai suoi sudditi, mi va di ricordare qui le peggiori carognate che ha commesso nel corso degli anni e che mi hanno toccato più da vicino. Arborea, Uta, Macomer, San Luri, le perquisizioni al movimento di liberazione, la tragedia che ha dovuto subire il grande Doddore, che da solo vale più di tutto lo Stato fasullo italiano. E adesso questa brutta storia vietnamita. Vogliamo essere finalmente liberi. Lo Stato italiano è una pesantissima palla al piede di ciascun sardo e anche di ciascun italiano. Vogliamo poter volare liberi. Numeri e fettenzie. Credono di ricevere forza compiendo atti malsani in sfregio alla naturalità della gente. Sono meccanici, maligni, macchinosi, hanno un terribile odore di zolfo e usano simboli, parole e numeri per disorientare la gente e trarre da questo disorientamento forza vitale per loro, forza maligna. Usano TV, giornali, cinema e luoghi comuni per plagiare la gente. Ma la gente sta acquisendo una nuova sensibilità, una nuova coscienza, una nuova intelligenza. Le fettenzie hanno ormai capito che i risultati e i fini ai quali ambiscono si allontanano sempre più. La gente ha capito che non si deve necessariamente far istruire, ma acquisire cultura autonoma, cultura popolare. Credono di dominarci con i numeri, ma non sanno che il numero più potente, quello che non può essere sconfitto, è il numero della gente e del divino. Il numero 8, numero pari, numero che rappresenta l'infinito. E passiamo ai loro numeri. 13 più 7 uguale a 11. Numero dispari, Itri, carneficina di operai sardi. 4 più 9 uguale 13, numero dispari, eccidio di Buggerro, altri operai morti. 11 più 9, 11 numero dispari, la carneficina di New York avvenuta per opera di Fettenzion. 22 più 1 più 15 uguale 11, numero dispari, invasione azienda Spano, una ferita aperta. 18 più 11 uguale ancora 11, le fettenzie sprigionano Cleopatra, 19 morti per alluvione in terra di Sardegna. 13 più 3 uguale 7, numero dispari, perquisizioni a causa del movimento di liberazione nazionale sardo. 0507, altri numeri dispari, democidio di Doddore Meloni. 27 più 11 uguale 11, ancora 11, numero di proprietà esclusiva di Fettenzion, nessuna notizia di Gemiliana. Facciamo un altro esempio e analizziamo un numero pari, numero che dovrebbe essere favorevole alla gente. Numero che le fettenzie temono come i vampiri temono l'aglio. 9 più 12 uguale 12, 9 più 1 più 2 uguale 12, ecco, il numero 12 a loro fa paura. Adesso non so dire se nelle intenzioni degli organizzatori delle rivolte del 9 dicembre 2013 abbiano considerato questo fatto, ma quello che sappiamo è che niente succede a caso. E sappiamo anche che la loro risibile piramide senza vertice non verrà mai completata. Veniamo al premio Nobel sardo, grazie a Deledda, che forse aveva le idee un po' confuse. E dice: noi siamo sardi, noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi.
romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Siamo le ginestre d'oro giallo che spiovono sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo. Siamo il regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi, la firma è di Grazia Deledda. Vediamo cosa ne pensiamo noi. Noi siamo sardi, anche gli spagnoli sono sardi, come i cartaginesi, i romani, i pisani, i bizantini e i piemontesi. Gli africani sono africani, gli arabi sono arabi, i fenici non sono mai esistiti se non nei libri di scuola e nelle bugie della televisione. Chiamiamo i fenici con il loro giusto nome, sardi. Chiamiamo i sumeri con il loro giusto nome, sardi. Siamo le ginestre d'oro giallo che guardano sui sentieri rocciosi dalle aperture sulle rocce costruite dalle Janas. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto che incornicia le geste ancestrali degli antichi guerrieri sardi. Siamo il regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo il regno ininterrotto dell'onore, delle amicizie forti e dell'odio profondo verso i discendenti di chi un millennio fa ci ha offesi. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta ancestrale, di cui non conosciamo la genesi. Noi siamo sardi, come lo sono spagnoli, romani, etruschi, pisani e piemontesi. Abitiamo il sito archeologico più vasto e importante del pianeta. La nostra terra è un santuario. Noi siamo la lingua più antica del mondo, siamo la matriarcalità, la sintesi e l'origine. Il diritto divino è nato qui, la civiltà è nata qui. Motivazioni en passant riguardo alla disobbedienza. Vediamo di vedere cosa ne pensano i sardi della disobbedienza. Sapevo benissimo che la gente ha poche idee e per giunta anche molto confuse, ma quello che ho dovuto sentire oggi ha del fantasmagorico come uno splendido spettacolo di fuochi pirotecnici. Mi trovavo a discutere con alcuni compaesani in contrada di Sorres, in severe difficoltà economiche. Si rimarcava il fatto che quasi la metà dei sardi sono abbondantemente al di sotto della fatidica soglia di povertà e siccome sono solito far seguire alla festa di frate Lamentino la ricorrenza di Suor Soluzione, ho cercato di impostare la discussione cercando di capire cosa i suddetti sorresi siano disposti a fare per ovviare al problema. È saltata fuori la soluzione più o meno concordata da tutti: disobbedienza civile e fiscale. E a questo punto si sono evidenziate le miserie della gente, miserie mentali, neuronali. Secondo loro, la disobbedienza su larga scala sarebbe auspicabile per due motivi conseguenziali. Secondo loro, primo, far cadere il governo, secondo, andare a nuove elezioni.
Sono restato basito, mi è venuto da pensare che nonostante si accorgano che li stanno truffando in maniera palese, assecondano in maniera cieca le logiche condizionanti del sistema. Secondo loro tutto si risolve con una matita copiativa in mano. Non hanno capito che la disobbedienza civile e fiscale non ha lo scopo di far cadere il governo, ne ha un altro, far cadere il sistema. Ma che lo dico a fare? Da quell'orecchio non ci sentono, e siccome sono sempre in netta minoranza, costantemente solo contro tutti, in molte discussioni mi viene da pensare che quello che non ha capito niente sono proprio io. Alla prossima.